Dunque, la ricerca di questo progetto è un po' una sintesi di tanti punti di interesse che mi porto dietro da tempo. Mm, è un po' è nata grazie a un'occasione che ho avuto, ehm, cioè di scrivere un progetto da presentare al fondo. Questo appunto network composto da 13 partner italiani della scena performativa e teatrale e, e quindi ho avuto diciamo, la possibilità di immaginare un qualcosa che non c'era, che mettesse insieme diciamo, i punti nevralgici del mio interesse artistico e della mia esperienza artistica, che sono la composizione sonora per lo spazio, la voce e forse il terzo punto direi un livello di astrazione visivo-sonora che forse mi porto sempre un po' dietro, ma che in questo lavoro trova, diciamo, particolarmente spazio di essere. E, diciamo che Shalui è un titolo possibile di questo lavoro, ehm, che però insomma, verrà definito nel prossimo mese e prende ispirazione diciamo, da una battuta molto famosa di un testo teatrale molto famoso che però non posso dire perché non ho i diritti per farlo, quindi chi lo conosce può immaginarlo. Cita questa battuta e cita anche, cioè dà l'idea di una possibilità, di un plurale, perché nel lavoro diciamo, l'elemento della pluralità e quindi del noi è molto importante e anche questa intenzione un po' sospesa a domanda, perché è un po' una sfida anche per me questo lavoro. Allora, diciamo che questo lavoro, che è un lavoro performativo, si nutre tantissimo della appunto invece esperienza che ho nell'ambito delle installazioni sonore e, e diciamo che prende proprio un aspetto che per me è sempre stato importante nelle installazioni sonore, poi a seconda di quale in maniera diversa, però è proprio quello dell'oggetto altoparlante che non ho mai sentito come puramente neutro e quindi solo dispositivo che diffonde l'audio e quindi funzionale allo scopo. È ovvio che fa quello l'altoparlante, però ho sempre comunque pensato al dispositivo di riproduzione sonora come ha una presenza, diciamo, una presenza che nella sua forma, nella sua posizione, nella sua composizione spaziale insieme allo spazio veicola e porta necessariamente un messaggio, evoca immagini, evoca situazioni, aiuta, diciamo, anche la presenza dell'oggetto non può essere neutra, ecco, nella composizione. Quindi sicuramente posso dire che l'elemento dell'altoparlante è importante. Uno dei miei ultimi lavori è stato sulla voce delle rane e ad esempio lì gli altoparlanti sono nascosti dentro dei vasi risuonatori e quindi l'assenza di quell'altoparlante per me è un elemento molto importante. In questo lavoro qua invece ci sono 12 altoparlanti molto visibili con tanti metri di cavo che li accompagnano ed è una scelta molto diversa. Non so se sto rispondendo alla domanda abbastanza. Quindi gli elementi che tengo, gli elementi che mi accompagnano nella ricerca, sicuramente appunto la scelta e la presenza dell'altoparlante è molto importante, o la sua assenza, e, e poi ovviamente dipende da lavoro a lavoro, quindi posso dire che dipende cosa devo raccontare e se devo raccontare qualcosa, se devo evocare qualcos'altro.
se voglio suggerire qualcosa che magari non viene mai evocato, ma per qualcuno sì, per altri no, insomma, quindi è difficile fare un discorso forse unico. Diciamo che mi piace molto forse lavorare più con suoni presi dal mondo reale, quindi suoni che faccio io, sia con la mia voce che invece suoni presi dal mondo sonoro che mi circonda. La mia prima risposta a che cos'è per me la voce, anche se è una domanda immensa a cui potrebbero seguire svariate risposte lunghissime, è anche molto banale, però sicuramente la prima risposta in ambito artistico, sicuramente per me la voce è suono. Quindi ancora prima di mezzo per veicolare un messaggio, parola, ancora prima di quell'aspetto personale che è unico in ognuno di noi e che quindi ci contraddistingue come individui, uno di quelli che ci contraddistingue come individui, perché ovviamente una persona muta, non è che se non ha la voce non può essere unica come individuo, però sicuramente la voce ha questa particolarità. Quindi la risposta è, per me è suono, cercando appunto di dare peso all'aspetto artistico, anche se in realtà in questo lavoro parte anche da una domanda psicanalitica su che cosa sia l'ascolto della propria voce, perché ci sono appunto tante teorie che concordano sul fatto che l'ascolto della propria voce e quindi il riconoscerla inesorabilmente come qualcos'altro da noi stessi nel momento in cui siamo in grado di ascoltarla, e quindi ad esempio la nostra voce registrata, sia un'esperienza di per sé traumatica, perché l'individuo soffre questo distacco da un pezzo di se stesso, che è la voce. Quindi in realtà questo lavoro parte anche da un interrogativo che va oltre il discorso sonoro. Però per me la risposta comunque aperta che mi sono data a questa questione ritorna sul suono, e che nel momento in cui in realtà io penso di emettere un suono vocale, sono io ma non sono più io, perché divento suono, e quindi non ho bisogno di sentirlo come altro e quindi di mandarmi in crisi, diciamo, però sì, diciamo che c'è anche un aspetto della voce che sicuramente non è solo quello sonoro. Dunque, lo spazio e il suono è un binomio che viene, diciamo, largamente affrontato nell'ambito della musica elettronica, della musica elettroacustica, della musica cosmatica e anche nella sound art. Però non è un ambito che diciamo scontato in altri contesti. Infatti diciamo che per lo più siamo abituati ad ascoltare un fronte stereo e quindi siamo abituati ad ascoltare con due altoparlanti posti in maniera frontale davanti a noi, o quando si parla di ascolti invece diciamo più personali, più proprio solo con l'individuo, con un paio di cuffie che comunque riproduce quella condizione di ascolto lì, e siamo sicuramente meno abituati a pensare a uno spazio diciamo a 360 gradi fruibile per il suono, nonostante il paradosso, perché siamo costantemente immersi nel suono a 360 gradi e le nostre orecchie sono forse diciamo il dispositivo migliore al mondo per poter percepire la spazializzazione del suono, però dal punto di vista compositivo e artistico, diciamo tolte delle cerchie molto specifiche, non è semplice
ecco, entrare in contatto con il suono spazializzato. Per me è stata proprio una liberazione quando ho incontrato lo spazio nel suono, perché di per sé già il suono comunque attraversa le tre dimensioni, quindi costringerlo a un ascolto frontale è una cosa che abbiamo fatto, insomma, specialmente per il cinema, ma volendo anche per il teatro, perché di solito, insomma, è raro trovare teatri che abbiano una possibilità di ascolto, diciamo, più immersiva. E, e quindi in realtà suono e spazio per me sono diventati gemelli quasi indivisibili, e, e lo spazio ha proprio rivoluzionato anche il mio interesse per il suono, la mia ricerca nel suono. In questo lavoro qua lo spazio è percepibile da più punti di vista, nel senso che ovviamente c'è un discorso di suono spazializzato, ovviamente, però c'è anche una specie di diciamo, metalavoro sullo spazio, perché con le centinaia di metri di cavo che ho a disposizione, diciamo che faccio emergere anche un ulteriore livello dello spazio, che è quello proprio disegnato. E quindi diciamo che il dispositivo altoparlante e il suo cavo diventano anche uno strumento per disegnare lo spazio. In tutto questo si relaziona col mio corpo, quindi per chiudere diciamo, tutti i punti toccati da questa domanda, il mio corpo è in relazione, possiamo dire, concettuale con le casse, perché il materiale che esce dalle casse per lo più è vocale ed è la mia voce, quindi c'è ovviamente un corpo elettronico e un corpo umano che entrano in relazione, e l'oggetto sonoro che è all'interno appartiene sia all'uno che all'altro. Però in realtà il mio corpo in questo è anche molto funzionale, perché serve semplicemente a realizzare quello che poi viene visto in scena. Io ho sempre dato molta importanza al potere dell'immaginazione, diciamo, quindi mi sono sempre presa, diciamo, il lusso forse, ehm, anche insomma, ai tempi degli esami in conservatorio, di immaginare sempre un contesto vero e non necessariamente realizzabile sul momento dei miei progetti. Ehm, Però diciamo che questo fondo ha dato la possibilità di immaginare forse per la prima volta qualcosa, beh, per me in grande, poi magari insomma diciamo medio grande, perché però anche solo aver avuto la possibilità di cercare il materiale, comprarlo, poterci ehm, lavorare, immaginare proprio una struttura grande del lavoro. Ecco, forse questo, il salto è stato proprio immaginarlo, e ovviamente uno con l'immaginazione può andare a livelli sempre più alti, però forse è stata la prima volta che immaginazione e poi un processo di realizzazione si incontrassero in maniera importante, ecco. Questo sicuramente influenza poi il processo creativo, perché quello che puoi immaginare e poi lo puoi fare, insomma, è una cosa piuttosto preziosa e che necessariamente ti pone in una condizione diversa, mentre di solito è molto più grande il processo di mediazione tra quello che uno immagina e quello che poi può fare. In realtà stiamo girando, perché siamo sempre in due, ora sto indicando una persona che la camera non vede, però Andrea Trona, che mi sta sostenendo e aiutando in questo progetto, sta girando con me, e questa è la nostra terza residenza, quarta diciamo, che abbiamo fatto qualche giorno
a gennaio a Sant'Arcangelo, poi abbiamo fatto i teatri di Reggio Emilia a marzo, subito dopo a Fabbrica Europa a Firenze e ora siamo arrivati qua. E, questo progetto, questo passare diciamo da una situazione all'altra, da appunto realtà a un'altra, sta comunque aprendo tantissime finestre sia sul capire come funzionano i diversi contesti e sia molto bello anche conoscere le persone e quindi tessere anche relazioni. E ogni volta si arricchisce anche il progetto di riflesso, perché è chiaro che non si condivide solo il passaggio delle chiavi della sala prove, ma comunque si condividono pensieri anche sul lavoro, magari c'è la possibilità che operatori vengano a vedere cosa stai facendo, quindi insomma è una grande possibilità. Tra l'altro stiamo condividendo questo percorso anche con l'altra artista supportata dal fondo, che è Emilia Verginelli, e nell'ultimo diciamo, appuntamento a Fabbrica Europa abbiamo sostenuto insieme una masterclass, un workshop con un artista olandese, Jan Duvendak, che ci ha messo ulteriormente in relazione e grazie a questo progetto del fondo io ho conosciuto il suo lavoro, lei ha conosciuto il mio, poi l'abbiamo ulteriormente condiviso con l'artista olandese, però è stato tutta un'occasione che ovviamente senza il fondo non ci sarebbe stata, quindi, e questo sta arricchendo tantissimo il processo creativo sicuramente, le soluzioni, lo sta anche in certi momenti è anche più difficile perché più pareri senti, più persone con cui entri in relazione, con esperienze diverse, contesti diversi, sì, diciamo diventa molto più complesso il processo, però è poi nella complessità che stanno le risposte spesso, anche se poi sono semplici, però penso sia giusto anche arrivarci da un percorso meno lineare. Ecco.